Siamo con Romana Hadrovic, parliamo di uno spot che è stato appena girato, ovviamente non possiamo citare quello che è il prodotto, però sappiamo che è un prodotto per ringiovanire, la pelle per ringiovanire insomma tutto l'organismo. Allora naturalmente Romana di questo non ha bisogno, però ne parliamo perché questo spot è stato girato in una splendida villa e coinvolge anche le modelle di Lady Veneto, di Miss Lady Veneto, che è il progetto che Romana sta seguendo in maniera proprio a tempo pieno, possiamo dire, no? Ecco, Miss Lady Veneto, un concorso che coniuga la bellezza ma anche tutte le abilità delle donne, le donne del 2015. Allora partiamo da questo spot. Buonasera, ciao Paolo, grazie di avermi invitata e ciao a tutti gli amici di Treviso 24. Allora, sì, come dici tu, ho appena finito di girare uno spot, mi sono divertita tantissimo in una villa del Vicentino, progettata dal grandissimo Palladio, quindi veramente un'atmosfera incredibile che mi ha riportato al 1500. Poi anche con questi abiti che abbiamo indossato è stata veramente meravigliosa come scenografia. E mi sono divertita molto perché io appunto ho recitato da protagonista in questo spot assieme, come hai detto tu, a delle ragazze di Miss Lady Veneto e è stato bellissimo davvero perché intanto ho imparato moltissimo sul prodotto stesso, un prodotto americano, come dicevi tu, per salvaguardare la nostra bellezza, ma ci aiuta anche nelle attività sportive e anche a ringiovanirci un pochettino. È vero che, vabbè, sotto i 30 anni non c'è moltissimo bisogno, però effettivamente è bene cominciare già adesso, insomma, ecco, per poi prevenire nel futuro. E poi tu ti tieni molto in forma con lo sport, giusto? Mi piace molto lo sport, sì, come ti avevo già accennato tempo fa, io ho corso molto in bicicletta, circa 9 anni di ciclismo, è stata durissima, ma come si dice, prendi la bicicletta e pedala, no? L'hai voluta e quindi adesso pedala. E adesso sono passata alla corsa. Comunque mi piace molto il movimento, sì, mi carica e allo stesso tempo anche scarica, ecco, il nervoso. Una corsa che ti porterà anche molto lontano perché ci sono dei progetti che escono dal nord-est, giusto? Che vanno in direzione dell'ovest, del Tirreno e anche del Mediterraneo, insomma, del sud del Tirreno, no? Stiamo progettando diverse cosette. Ecco, mi ritengo molto fortunata perché insomma il 2014 mi ha offerto davvero moltissimo e adesso è il momento di concretizzare tutto in questo 2015 che auguro ovviamente porti bene un po' a tutti noi. E sì, come dici tu, io presento. Vedremo anche l'ombra del Vesuvio? Spererei di sì, insomma, questa bella cittadina che si chiama Napoli, che poi tanto cittadina non è, insomma. Sì, speriamo di sì, ecco, come ti avevo già accennato, c'è un bel progetto musicale proprio da quelle parti, spero di poterlo condurre il prima possibile. Nel frattempo c'è un cortometraggio che è legato appunto a Miss Lady Veneto e che parla della violenza sulle donne, un tema insomma scottante. Allora un po' la tua opinione anche su questo, mancano pochi giorni all'8 marzo. Sì. Beh, allora auguri a tutte le donne ovviamente e che sia un augurio positivo e che ovviamente anche vada a condizionare quello che stanno facendo gli uomini, che purtroppo è bruttissimo, alle donne non trovo assolutamente giusto, credo che ci sia una grandissima crisi proprio a livello sociale. Di questo noi parleremo in un cortometraggio che verrà presentato durante le tappe più significative di Miss Lady Veneto, nelle quali collaboreremo con le Pro Loco del Veneto. Io sono una delle protagoniste di questo cortometraggio assieme anche ad altre persone del cast di Miss Lady Veneto. E poi c'è anche un altro progettino che invece riguarda la vita delle nostre Miss e quindi verrà girato anche un altro cortometraggio che probabilmente si chiamerà appunto Diario di una Miss. Perché c'è tanta violenza? Perché gli uomini non accettano che cosa delle donne? Ma io credo che sia proprio un problema a livello sociale, non soltanto maschile. Credo che il ruolo dell'uomo sia messo veramente a dura prova in questo momento, perché a lui, così a livello di etichetta, è data molta responsabilità. Oltre all'etichetta, però, in realtà vediamo che anche le donne si stanno cimentando in esseri umani tutto fare, perché sono madri, sono mogli, sono studentesse, sono lavoratrici, hanno anche loro un'indipendenza, la cercano.
E questa è stata data dalla società. È il momento, secondo me, appunto di mettere anche per iscritto che questo è avvenuto, in modo che gli uomini possano adeguarsi alla novità. Su di loro grava una grossa responsabilità, guardiamo il mantenimento dei figli, il mantenimento delle mogli dopo le separazioni, sono tutti temi che vanno affrontati, secondo me, in una maniera molto più incisiva, forse frammentati nelle loro varie componenti, per poi insomma andare a ricostruire i tasselli di una storia che è fondamentale, che è quella del nucleo familiare e che è stata messa veramente a dura prova da questa trasformazione femminile a livello sociale. Io credo che la donna come l'uomo, oltre alla femminilità, alla sua bellezza estetica, ha un cervello e quindi come lo utilizza l'uomo, giusto che lo utilizzi anche la donna. Credo che la visione della vita debba essere completa nella sua totalità, al femminile e al maschile. Ecco, quindi credo che veramente ci sia da fare una rivalutazione proprio a livello sociale, basilare innanzitutto. Sono bellissime parole e tra l'altro ricordiamo che Miss Lady Veneto ha il prossimo appuntamento proprio alla vigilia dell'8 di marzo. Sì, esatto, la prossima tappa sarà proprio il 7 di marzo e ancora nelle zone del Vicentino e spero che ci divertiremo tutti quanti. Quest'anno, come sapete, siamo giunti alla 25esima edizione del concorso e vogliamo rivoluzionarlo un pochettino perché non è giusto esaltare soltanto la bellezza estetica, ormai le nostre ragazze sono veramente tutte bellissime, riusciamo qui in Italia ad avvalerci di prodotti, come dici tu, facciamo tutti sport, c'è un'educazione anche alimentare molto importante, siamo molto fortunati da questo punto di vista, quindi l'insieme di queste componenti fanno sì che moltissime donne siano belle. È giusto anche Valorizzare gli altri. esatto, tutti gli altri fattori, quindi anche le nostre capacità nella scelta dello studio, nel lavoro, nell'arte ed è ciò che faremo noi quest'anno. Buon 8 marzo. Buon 8 marzo.